Lo passato 14 di ottobre la Corte Suprema spagnola condannò a 9 capi politici e di l'umunno dell'associazione dell'indipendentismo catalano. Di tanto a cominciare le proteste in Catalogna. Approfittammo della presenza in Palermo dello direttore dello giornale Menorca al Dia, lo catalano Jordi Ribera, per domandarci di fare capire ciò che sta succedendo e quali possono essere gli scenari futuri. La gent es pot preguntar per què el poble català, que ha fet tantes i tantes manifestacions el dia de la seva Diada Nacional, ho ha fet de manera a milioni di persone e di maniera assolutamente... La gente sta domandando perché il popolo catalano, che fece tante e tante manifestazioni lo giorno della sua Diada nazionale, facendolo con milioni di persone e di maniera completamente pacifica, perché ora ci sono questi disordini. Perché si vede che a qualcuno ci interessa che ci siano questi disordini. E sto qualcuno è il governo spagnolo. Mi spiego, la situazione è che tutta la sentenza contro i leader indipendentisti si basa sopra un conto immaginario che si inventò la Fiscalia spagnola sopra la violenza, perché l'11 di settembre non ci fu nuda violenza, nudo tumulto, il popolo catalano fu esemplare. Però lo Stato spagnolo, per poter procedere con il presunto delitto di sedizione e di ribellioni, necessitava questa scusa di la violenza. Danno un la trovarono e ora cercarono di ottenerla. Come? Portant una policia amb ganes de pagar, amb molta gent infiltrada, ha hagut grups escamots que efectivament han anat a fer qualche tipus d'incident i... Di sta forma, con una polizia con voglia di dare lignate, con assai gente infiltrata. Effettivamente ci fu qualche gruppo estremista che fece qualche tipo di accidenti e c'è stato magari gente della stessa Catalogna che era da per vedere che succedeva. Ci furono pure indipendentisti che parteciparono a questi disordini, però non cominciarono, non lo dico io, la BBC può documentare che qua cominciò i disordini fu la polizia. Allo Stato spagnolo ci interessa la scusa della violenza, la scusa se l'inventarono per poter fare questa sentenza contro questi leader politici. De presó a aquests líders polítics. El futur que ara tenim pel davant és absolutament incert per diversos motius. Primer, il futuro che abbiamo davanti è assolutamente incerto per vari motivi. Innanzitutto, l'11 di novembre ci sono 9 elezioni generali, è impossibile qualsiasi accordo prima delle elezioni. Perché mostrarsi essere contro Catalogna d'una vote, non in Catalogna ma nel resto dello Stato. Degli 350 deputati, circa 45 si eleggono in Catalogna e 305 nescono del resto di Spagna. Chi c'è dopo l'11 di novembre? Grandi difficoltà, non resta assai fermezza, non si creò un clima per poter dialogare. Per cominciare questo dialogo, la prima cosa che sa fare è riconoscere che le due parti fecero cose violente, ma che tutto è una realtà unica. És veritat. En aquests moments, els mitjans de comunicació espanyols, el govern espanyol, diuen que ha estat de color blanc. Els mitjans de comunicació catalans, el govern català diu que tot ha estat negre. In questo momento i mezzi di comunicazione spagnoli, il governo spagnolo, dicono che fu di colore bianco, i mezzi di comunicazione catalani dicono che fu nero. No, non è né bianco né nero, nulla delle due parti vuole arrivare a trovare un punto di incontro sopra chi che realmente fu ciò che succedeva. E ci sono cose che stanno a avere presente. Per esempio, l'1 ottobre, con il referendum, chi che si voleva ottenere, e per me questa è l'unica verità della sentenza del tribunale spagnolo, era non tanto un diritto per decidere di essere un paese indipendente, ma un diritto a pressionare il governo centrale. Che succede? Sino a che non si arriva ad avere un conto unificato delle due parti, sino a che i due gruppi contrapposti non sono d'accordo, è impossibile dialogare. Bisogna pure dire un'altra cosa, non è che il popolo catalano odia il popolo spagnolo, niente di tutto questo. El poble català
estima el que és Espanya, estima el que és cultura, el que no pot suportar. Il popolo catalano ama ciò che è Spagna, ama ciò che è cultura. Chiedo che non può sopportare il popolo catalano e chiedo che il governo di Madrid fa di assai tempo. Il governo di Madrid sta facendo con il supporto politico una serie di eventi orientati perché si arrivi a disprezzare al popolo catalano. Però tutti i catalani hanno amici, famiglia, casi, in chiedo che potremmo dire Spagna, fuori di Catalogna. Nudo rinnega sta famiglia, non c'è tutta questa divisione sociale che si dice, questa è una delle cose che si inventano a Madrid. La divisione sociale non esiste, la divisione politica già so che è Catalogna, lo Stato e l'amministrazione spagnola chissà sì succedió, dovuto all'attitudine dei politici, soprattutto di Madrid, che sempre si negarono a dialogare. El que és Catalunya i l'Estat i l'administració espanyola, això sí, això es va produint i es va engrandint cada dia que passa amb l'actitud dels polítics, sobretot des de Madrid, que s'han negat sempre a un diàleg mínim.